stata fuori di Biancastagnaio, però torni sulla tua terra parlando di un'azienda che è un po' la storia, ti sei tuffato nella storia di questa azienda, parlando di ottimismo e sostanzialmente declinisti, ma parliamo di pessimisti. Sì, effettivamente è così, perché appunto ho analizzato queste due teorie a confronto sul panorama nazionale, una a favore del fatto che le piccole e medie imprese devono essere valorizzate e la seconda invece che dicono che non devono essere valorizzate ma anzi devono essere estirpati. E quindi a fondamento della teoria degli ottimisti ho analizzato il caso Stusa. Senti, i tuoi colleghi cosa ti hanno detto? Quando hanno visto che presentavi un'azienda nel territorio agnatino, non noto sicuramente per le grandi imprese, al di là di Stosa. Beh, diciamo che i miei colleghi sono rimasti impressionati nel vedere che nel mio territorio c'è un'azienda di questo calibro e quindi sono stati, si sono dimostrati molto interessati all'azienda e a quello che rappresenta all'interno del territorio e alle sue caratteristiche, piuttosto anomale direi. Ma perché proprio prendere in esame un'azienda locale per legare al territorio? Ma perché questo tipo di tesi, vorrei sapere? Questo tipo di tesi perché appunto era essenziale comunque partire da un'analisi teorica di quello che si prospetta nel panorama italiano e poi anche perché era una cosa un po' più innovativa rispetto a parlare solamente di numeri, statistiche eccetera. Quindi partendo da questo tipo di analisi ho scelto Stosa appunto come ha detto lei per quanto riguarda le caratteristiche che presentava, quindi ancorata al territorio nazionale, in particolare al mio paese di origine, e poi l'altra caratteristica fondamentale erano appunto i numeri che sono interessanti di Stosa, cioè l'elevato fatturato con i pochi dipendenti in confronto a tante altre piccole e medie imprese. E poi ecco, io ero curiosa di dimostrare che Stosa è un'impresa forte. Alessandro Guerrini, ti sei laureato qualche mese fa, se ricordo bene, era ottobre-novembre 2014, hai presentato una tesi come Giulia, l'avete chiamata tesi condivise perché parlavate della stessa azienda. Lei ha toccato un po' più l'aspetto quasi passionale, tu sei andato un pochino più sul tecnico, no? Hai parlato di numeri, di statistiche, molto interessanti, hai preso in esame 10 aziende sul territorio, alla fine però sei arrivato a Stosa. Sì, l'idea di partenza è stata quella di analizzare il territorio del Montamiata come una barriera all'entrata per l'ingresso nel mercato e la forza di Stosa di superare queste barriere all'entrata e quindi di entrare all'interno del mercato in maniera forte e di sapersi affermare sia a livello nazionale che internazionale. Caso Stosa Cucina è proprio la dimostrazione del fatto che un'azienda, anche se dislocata in un territorio particolarmente svantaggioso come può essere quello del Montamiata, può riuscire ad affermarsi sia su scala nazionale che internazionale se ha voglia di crescere e di evolversi. E come già detto, l'auspicio è quello che altre aziende nel corso degli anni seguano l'esempio di Stosa e riescano ad affermarsi su scala nazionale che internazionale. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto alla tua collega Giulia, due atenei diversi, tu a Siena, lei a Milano, però cosa ti hanno detto i tuoi colleghi, i docenti, sulla scelta di Stosa e del tipo di tesi che hai portato? Allora, la prima impressione del mio relatore Lorenzo Zanni, che colgo l'occasione per ringraziare, è stata un po' interrogativa perché non sapeva quello che aveva di fronte, non sapeva niente dell'economia locale, a malapena sapeva del territorio geografico del Montamiata, però col tempo si è accorto anche lui, come mi sono accorto io approfondendo l'argomento, che c'erano delle buone possibilità di crescita, dei buoni casi di studio, non solo mi riferisco a Stosa ma anche a altre aziende che con gli anni spero riescano a crescere, ad aumentare la propria porzione di mercato. Quindi l'impressione sia mia che dei colleghi è stata inizialmente titubante da parte di loro, però successivamente c'è stata i numeri hanno parlato chiaro e c'è stata un'ottima sensazione di piacere, confermata anche dall'iniziativa di oggi. Infatti da parte dell'Università di Siena, in seguito a questa giornata, si sono dichiarati disponibilissimi a qualsiasi forma di apertura fra l'università e l'azienda, quindi
ha toccato in maniera significativa la giornata di oggi. Non hai però ancora terminato, ci stai facendo una specializzazione, se non sbaglio. Sì, iniziai la specialistica subito dopo la laurea, ora attualmente sono nel secondo anno, mi mancano 3 esami, quindi verso settembre-ottobre, se tutto va bene, arriverà la seconda. Vabbè. In bocca al lupo. Prepi. David Sani, responsabile commerciale Italia Astosa, un'azienda familiare, e avete parlato molto della famiglia. Oggi è stato un incontro con questi 2 giovani che hanno dedicato le loro tesi di laurea alla vostra azienda, però un incontro veramente dove è venuto fuori la famiglia, la passione, la voglia del lavoro e la volontà anche di questa gioventù che si affaccia al mondo imprenditoriale in maniera molto propositiva. È stata una bella cosa, interessante assolutamente. Noi ci tenevamo a fare un qualcosa per il paese, perché noi siamo di Piancastagnaio e quindi diciamo che siamo stati onorati da questi 2 ragazzi giovani che nelle interviste che ha raccolto so da ascoltare, perché hanno dimostrato una maturità, un'intelligenza e una profondità incredibile a livello proprio di analisi anche della zona del Montamiata. Il Montamiata è un'eccellenza, ma non lo scopro io, Montamiata ha aziende, ha indotti importanti della pelletteria, ha grandi realtà e questo è quello che ci fa piacere, perché comunque l'orgoglio e l'appartenenza è una cosa importante. Certamente l'approccio di questi 2 ragazzi sullo studio sul caso Stosa è un qualcosa che ci rende orgogliosi, è chiaro, è evidente. Poi noi comunque siamo nel comune di Radicofani come stabilimento, ma noi siamo di Piancastagnaio, per cui ci piaceva fare un qualcosa con la cittadinanza dopo 50 anni di attività e questo è stato un bel momento. Questo è un piccolo neo che il babbo Maurizio ogni tanto butta là, no? Perché parte dall'origine proprio fisica dell'azienda per Castagnaio, che abbiamo visto anche oggi, e questo leggerissimo sconfinamento, insomma quasi rimanesse un po'... Nell'84, nell'85 decise per ampliare lo stabilimento, ebbe l'opportunità dall'Indeni, che era la riconversione delle aree minerarie, quindi da uno stabilimento ex Esbrilli, che è stata una grandissima azienda degli anni 70, un'azienda enorme, contava più di 300 persone e quindi avevamo quell'opportunità e si andò nel comune di Radicofani, ci hanno seguito tutti, però diciamo che mio padre poi alla fine, il babbo, come si dice da noi, è una persona attaccata, perché basti pensare quello che fa per la Pianese. Io credo che il tempo suo e parecchio impegno è veramente più per la società sportiva e lui lo fa proprio perché quando dice Pianese devono sapere tutti che è una squadra di Piancastagnaio. Ecco, ci tiene sempre, quando magari lo intervistano, a fare la declinazione, a dire Pianese è la squadra di Piancastagnaio. Ecco, quindi da questo punto di vista ci siamo un po' ritratti. L'ho detto in apertura della breve intervista, l'ho detto in apertura, mi ha colpito la profondità, in particolare di Guerrini, che ha proprio fatto un'apertura e ha incentrato sul territorio del Montamiata e quindi sulla forza dell'impresa nel territorio, e caso Stosa, mentre l'altra è una tesi, quella di Giulia Vichi, è una tesi più tecnica, più di economia aziendale, quale la Bocconi. Ecco, comunque è stata una bellissima mattinata, ringrazio tutti perché il 24, devo dire, c'era una buona partecipazione, il 24 mattina normalmente ognuno ha altri compiti, altri impegni, quindi è stata una cosa positiva che ci ha fatto piacere, soprattutto a me ha fatto piacere che i miei genitori, in questo caso parlo da figlio, Certo. ma non ci piace anche perché l'azienda è condotta a livello manageriale da persone che erano presenti, c'era il responsabile qualità che è di Grosseto, c'erano varie persone. Ci piace a noi fratelli di che è una realtà manageriale, non è solo famiglia. Esatto. Abbiamo uno staff di persone che fra l'altro hanno organizzato tutto questo senza
senza peso, anzi con grande entusiasmo, e finché c'è l'entusiasmo si va bene. Grazie, buon Natale a te. Ciao anche a te Marco, arrivederci. Maurizio Sani, amministratore, fondatore della Stosa, oggi Cucine. SPA, Stosa Cucine, di Pian Castagnaio. Questo ci tiene sempre a dire. È chiaro, perché diciamo sono felice di essere qui stamani perché abbiamo premiati 2 studenti dell'università che hanno fatto la tesi sulla Stosa, e naturalmente significa che l'azienda è importante, perché anche un giovane che fa una tesi sulla Stosa significa che comincia a essere una bella azienda. Sono contento di essere qui soprattutto perché ho sentito anche 2 giovani molto preparati, tant'è vero sono rimasto anche sorpreso perché a mia insaputa della Stosa sapevano tutto, quasi quanto me. Sono contento di essere qui, sono contento anche di quello che ho fatto, di quello che so, imprenditore pianese. Ho detto, forse in queste parole che ho detto, oltre che alla Stosa, sono anche presidente di una squadra di calcio, che fra l'altro sono felice non di essere presidente, sono felice perché ho creato un gruppo di circa 100 giovani, tutto qui, va bene così. Parlavo di una grande responsabilità, 180 dipendenti, però uno sguardo sempre al futuro. Parlavo di una storia di 50 anni, quest'anno 51, però lo sguardo sempre al futuro, Maurizio. Per forza il futuro, perché è una grossa responsabilità, perché io venerdì ho fatto una riunione, ti trovi davanti 170-180 operai, dici certo che l'impegno è bello grosso, anche perché diciamo che siamo un'azienda seria sotto tutti i punti di vista, perché io dico, l'anno scorso abbiamo festeggiato i 50 anni, che abbiamo visto un film mio. Io dico, quando ho festeggiato i 45 anni, ho fatto queste dichiarazioni, che in 45 anni non ho mai dato un giorno di cassa integrazione, non ho mai ritardato un giorno a fare paghe. Dunque per forza la preoccupazione c'è, perché questa è la mentalità, è quello che deve proseguire nel futuro della Stosa. Bocca al lupo, tante cose di buon Natale. Grazie, grazie. Samuele Bechini è consigliere comunale, oggi in rappresentanza dell'amministrazione, in rappresentanza del sindaco Pagaggini, una giornata si può dire speciale. Noi abbiamo sulla mia tenuta abbiamo scritto una strenna alla famiglia, 2 giovani che hanno avuto il coraggio, la voglia, ma soprattutto la passione di parlare dell'Amiata, di Pian Castagnaio e di un'azienda che rappresenta tutto il territorio e non solo. Sì, hai detto bene, una strena natalizia, un bellissimo regalo che questa azienda insieme a questi ragazzi ha fatto a questa comunità, ma che si è fatta anche per sé, nel senso perché è stata una celebrazione sia di questo importantissimo marchio che c'è qui alle mie spalle, il marchio Stosa, e però anche di questi giovani ragazzi che sono pianesi come questa azienda, quindi 2 eccellenze, perché insomma arrivare a un momento come la laurea è un culmine degli studi, il culmine del percorso scolastico, quindi una giornata speciale, e l'amministrazione ovviamente non poteva non essere presente a questa celebrazione. Quindi un motivo di orgoglio sicuramente. A livello proprio amministrativo Maurizio Sani, amministratore, insomma fondatore dell'azienda, ha fatto anche riferimento a un problema che tanto che esiste, speriamo si risolva velocemente, ci siamo già intesi, parliamo del ponte sul Paglia. Come amministratore il comune di Pian Castagnaio pigia molto su questo aspetto, è stato un consiglio comunale proprio dedicato, in qualche maniera. Precisamente, sì, quello del ponte sul Paglia è un problema che tocca sia un'azienda come la Stosa, però non dimentichiamoci anche del fatto che tocca un po' tutti, nel senso perché cittadini che lavorano, ma fino anche turisti, nel senso perché è comunque un problema. Chiaramente un problema che per un'azienda che ha dei carichi, ha degli autotreni che per il lavoro e chiaramente gli pesa maggiormente. Noi abbiamo preso anche una decisione grossa, nel senso drastica, perché in Consiglio Comunale si è proposto le dimissioni del Presidente, votate tra l'altro all'unanimità da tutto il Consiglio, quindi come posso dire, abbiamo sollecitato il prefetto, abbiamo parlato con il prefetto, quindi mi viene da dire più di così francamente non si può fare. Speriamo che queste pressioni, anche magari poco ortodosse, tra virgolette, ma però siano efficaci.